Villa Seta si illumina, arriva in porto una delle opere più attese per riqualificare il quartiere, l'illuminazione pubblica di Contrada Cugnovela e in particolare il tratto di strada all'altezza dell'ampia rotatoria davanti alla sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, un'arteria pericolosa e trafficata. Un intervento sul quale da anni si è battuto il consigliere comunale del PD, Marco Vullo, presente al momento dell'accensione. Finalmente è luce fu. È luce fu perché questo impianto non funziona da ben 14 anni, cioè proprio da subito dopo la sua installazione. E finalmente la città, siamo nel periodo natalizio, no? Finalmente riusciamo a regalare a questa città un bene che è quello della sicurezza, soprattutto dettato dal fatto che l'illuminazione pubblica presente in questa rotonda oggi regala alla città la sicurezza. Intanto ho 14 anni, mi permetto di dire, 14 anni dove nessuno ha detto mai nulla e nessuno si è impuntato mai per dire accendiamo queste luci, perché ahimè devo dire gli amministratori del passato se ne sono altamente fregati di questo. Oggi, grazie all'impegno e alla costanza e devo dire grazie anche agli uffici che insieme a me hanno seguito questa vicenda, siamo riusciti a regalare alla città questo impianto. Tutto proviene e arriva sempre dal famoso contratto di quartiere Villa Seta Monserrato, quel contratto di quartiere Villa Seta Monserrato che ha lasciato in sospeso tantissimi lavori e anche questi, però qui bisognava avere anche un pochettino la voglia e l'interesse di farla funzionare perché da subito dopo che mi sono insediato ho fatto richiesta agli uffici di un'installazione di un nuovo contatore. Molteplici le difficoltà, enormi le difficoltà, la burocrazia infinita, finalmente grazie all'impegno mio e degli uffici siamo riusciti ad installare un contatore fatto dalla nuova società che gestisce oggi l'illuminazione pubblica in città e a dare al quartiere di Villa Seta, al quartiere di Monserrato, alla città, alla Valle dei Templi, perché dobbiamo dire che da qui passano tantissimi turisti per andare alla Casa Luigi Pirandello, per andare ad Agrigento. Adesso abbiamo il nuovo centro commerciale di Villa Seta. Ecco, è un qualcosa di bello oggi. Certo, non bisognerebbe aspettare così tanto per regalare alla città un servizio semplice, che è quello dell'illuminazione pubblica. Sono contento perché grazie al fatto che uno ogni giorno ci crede in quello che fa, si è riusciti a donare alla città di Agrigento un impianto elettrico, che non è nulla, perché se noi poi ci pensiamo che cos'è un impianto elettrico, dovrebbe essere un qualcosa di normale. Però in questa nostra città, dove tutte le cose normali stanno diventando anormali, bene, questo è un risultato, è un obiettivo che devo dire sono felice e contento di averlo raggiunto.